Aveva denunciato ai carabinieri di essere stato vittima di un furto da parte di alcuni nordafricani che gli avevano rubato l'orologio, un anello in oro con diamanti ed un braccialetto, e si era fatto anche refertare al pronto soccorso dell'ospedale di Jesolo, riferendo dell'aggressione subita. Ma interrogato successivamente dai carabinieri per farsi raccontare nuovamente l'accaduto, al rumeno, un 27enne pregiudicato residente ad Azzano X, deve essergli sfuggito qualche particolare riportato in precedenza, e dunque sono partite le indagini per capire cosa è accaduto. Da un primo racconto il giovane aveva descritto l'aggressione avvenuta alle 6 del mattino nelle vicinanze di una rotonda di piazza Brescia, mentre era a bordo della propria autovettura, fermo in attesa di far passare dei pedoni, quando improvvisamente 8 ragazzi lo avrebbero minacciato e aggredito per portargli via l'oro che possedeva. Ma dalle immagini delle telecamere di sorveglianza e da alcuni riscontri effettuati dai carabinieri hanno da subito fatto emergere incongruenze sull'accaduto, sino a quando, messo alle strette dai militari della stazione di Jesolo, ha ammesso che si era inventato il tutto e che durante tutta la notte aveva festeggiato in varie parti di Jesolo e che alla fine aveva avuto solo una lite per futili motivi con alcuni utenti della strada. L'uomo è stato denunciato per simulazione di reato e deferito all'autorità giudiziaria.